La presenza del Cus Mladost alla festa dello sport, quali attività svolgete? Ecco, buongiorno, noi siamo un'associazione culturale serba che abbiamo più attività del ballo culturale e non solo, facciamo anche delle attività sportive che sono il ping pong, giochi da tavolo, pesca sportiva, giochi per ragazzi, altri carte, scaccomatto. Ecco. Tra le vostre attività c'è anche il ballo, come si svolge? Noi attualmente abbiamo il ballo folcloristico, iniziato nel 2019, poi ci siamo fermati causa Covid, abbiamo ripreso da circa un annetto, abbiamo le prove il mercoledì e la domenica pomeriggio dove tutti sono i benvenuti. Abbiamo i nostri ragazzi, abbiamo 3 gruppi, abbiamo i piccoli, i junior, abbiamo i ragazzi e i veterani che sono i genitori dei ragazzi. Ti piace ballare? Sì, Che tipo di ballo è? è un ballo tradizionale serbo. Ed è veloce, lento? Dipende dai balli. Ma sono balli di gruppo o sono balli individuali? Balli di gruppo. Cioè, dobbiamo tenerci per mano e ballare. Cristian Bonetti, responsabile eventi della Cilonigo. Buongiorno. 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 Come vi siete organizzati per la festa dello sport? È stata una bellissima iniziativa perché comunque il comune ha creato qualcosa di veramente interessante. Abbiamo portato un po' di ragazzini piccoli e ragazzini più grandi e fatto in modo che tutti interagiscano tra di loro. Quindi per noi è qualcosa di veramente molto interessante. Quali sono le novità della Cilonigo? Stiamo facendo tanto, è un'annata di grande fermento, veniamo da un periodo molto particolare, molto complicato, lo sappiamo tutti, non ne parliamo più, però diciamo che stiamo veramente cercando di tirar fuori il meglio dal nostro gruppo, prima di tutto dai nostri mister, dalla nostra dirigenza e in particolare dai nostri ragazzi. Creiamo un gruppo unito per fare in modo che le cose migliorino sempre di più. ADMO e FIDAS presenti alla festa dello sport. Sì, come associazioni del dono tenevamo ad essere presenti perché anche noi crediamo nella cultura del benessere, dello sport e dell'attività fisica che sono fondamentali anche per il donatore. Quindi in un evento in cui si cerca di sensibilizzare i giovani fin da bambini a un certo tipo di stile di vita non potevamo mancare, proprio perché è tutto parte di quello che poi costituisce un donatore di sangue ma anche di midollo. Sì, infatti anche ADMO, ad esempio, ha molti personaggi dello sport che rappresentano, che comunque sono molto, infatti hanno anche un accordo proprio con il CONI, proprio perché lo sport vuol dire essere in buona salute, quindi essere in buona salute significa star bene e si può sia donare il sangue che donare il midollo, quindi aiutiamo sicuramente qualcuno che ne ha più bisogno. Signor Graziano, quali sono le finalità del Nordic Walking? Allora, il Nordic Walking si occupa di far camminare le persone con una certa tecnica che serve per la postura, coinvolgimento muscolare e anche per un certo benessere fisico e anche psichico, perché distende dopo le camminate, dopo 2 ore ci si distende eccetera. Abbiamo anche altre finalità, ad esempio abbiamo dei soci camminatori che sono diabetici, perciò hanno un benessere anche dal punto di vista del controllo della glicemia. Abbiamo insieme con la Chiara, la nostra stretta collaboratrice e istruttrice, con l'Andos per quanto riguarda le persone operate al seno. Infatti sono medici che ci mandano persone così proprio per il Nordic, per mantenere un po' di linea e anche un certo dinamismo chiaramente. Poi camminando in compagnia si può in gruppo, è tutto più leggero anche in un certo senso, sebbene si coinvolge il 90% dei muscoli.
Abusada. Annalisa Meneghini, un anno ricco di soddisfazioni al Dance Atelier. Sì, molto ricco e pieno di appuntamenti, concorsi, rassegne, spettacoli. E da ultimo appunto lo spettacolo Suedina Altara a Villa Pisani Bonetti, un evento speciale, multimediale, un bellissimo lavoro che mi ha dato tanta soddisfazione, tanta preparazione. E poi Sanremo, l'Ariston, il teatro Ariston, fare un concorso di così alto livello in un palcoscenico meraviglioso dove passano cantanti, divi, e quindi sono stata contenta di portare le ragazze a Sanremo, a questo premio internazionale Danza Giovani. E Maria e Benedetta appunto si sono classificate seconde nella danza classica, un'altra ragazza, Camilla, ha preso una borsa di studio e 2 coreografie di Silvia Bertoncelli hanno avuto una menzione speciale, quindi per noi di Dance Atelier è stato di grande soddisfazione andare a Sanremo. Com'è nata la vostra passione per la danza? Allora, la mia passione per la danza è nata in modo molto semplice e i miei genitori mi hanno portato a scuola di danza quando ero molto piccola, avevo 3 anni e mezzo. E da lì è nata la mia passione, prima con la maestra Sabrina Portinari, poi all'età di 10 anni ho cominciato a studiare con la maestra Annalisa Meneghini e da lì la mia passione è sempre cresciuta fino ad oggi. Oggi studio quasi tutti i giorni e siamo sempre molto occupate con spettacoli, rassegne, concorsi, quindi è una parte molto, molto importante nella mia vita. Io invece ho iniziato a 5 anni. Anche io per puro caso, è stato il primo unico sport che ho sempre fatto, attività che ho sempre praticato, e inizialmente era un po' così per passare il tempo, ma con il passare degli anni, soprattutto poi passando alla maestra Annalisa Meneghini, ho notato che avevo dentro di me proprio questa passione e questa voglia di continuare a approfondire questa disciplina bellissima, e quindi mi sono appassionata e ho continuato sempre e siamo ancora qui. E nel 2022, mentre noi eravamo rinchiusi in casa, la ragazza che è tosta ha vinto un titolo, perché vice campionessa del mondo di powerlifting per categoria 63 kg. Da quanti anni ti alleni? Da 3 anni e mezzo, dicembre 2018, sì, ho conosciuto questo sport. Quindi hai iniziato qui all'Unigo e poi sei andata un po' in giro per il mondo? Io facevo l'università a Verona, ho conosciuto il mondo del powerlifting a Verona, infatti mi alleno tuttora a Verona. Mi sono allenata all'Onigo perché lavoravo qui, abitavo qui, quindi ho iniziato ad allenarmi qui e poi mi sono stabilita con gli allenamenti a Verona. Quali sono i progetti per il tuo futuro? Allora, tra 15 giorni vado in Inghilterra a fare una gara che si chiama Arnold, è una gara promozionale in cui ci sono gli atleti più forti del mondo sostanzialmente e niente, a dicembre farò gli europei in Polonia e speriamo di fare un buon risultato ovviamente. L'anno prossimo speriamo di essere convocate ai mondiali, tanto per quest'anno è andata molto bene direi.